l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone. Grande partecipazione di pubblico, abbiamo visto entusiasmo, tifo, voglia di fare, sta di fatto che ancora una volta avete centrato l'obiettivo. Sì, diciamo che questo torneo qua è arrivato al 10° anno e devo dire con un certo orgoglio che siamo stati i primi a fare un torneo di Pulcini a 5 e da allora non abbiamo mai smesso, quindi basta guardare il numero del nostro torneo per capire da quanti anni la federazione ha cominciato a fare Pulcini a 5. Comunque devo dire grande stancata, chiaramente, perché organizzare questi tornei e seguire tutto c'è parecchio lavoro, ma alla fine c'è anche tanta soddisfazione, sembra che sia dato tutto per il meglio, visto che i ragazzi hanno apprezzato, esatto, sorridevano tutti, quindi benissimo. Senti, adesso si lavora già per l'inizio della prossima stagione? Sì, iniziamo appunto fine di questo mese qua, chiaramente termina questa stagione, inizia la prossima con un grosso lavoro da fare e nuovi tornei da organizzare, perché oltre a questo ne abbiamo altri, quindi partiremo già con ottobre a organizzare il prossimo appuntamento, che è il torneo delle società dedicato agli esordienti a 11. Grande lavoro, ecco. Tirarsi sulle maniche e continuare. Esatto, siamo sempre qua. Non poteva mancare la federazione a queste premiazioni, abbiamo tra l'altro il dirigente Cisilin che è contento perché arriva da un successo importante a San Siro con la rappresentativa del Friuli Venezia Giulia Giovanissimi, che per il secondo anno consecutivo si riconferma campione d'Italia. Sì, non solo la grande prestazione dei giovanissimi, ma anche la veramente grande prestazione degli allievi e degli juniores, che prima hanno passato il turno eliminatorio e poi gli junior sono stati eliminati ai quarti e gli allievi sono stati eliminati in semifinale. Senta, si diceva una volta, l'orto sta dando i suoi frutti? Ma indubbiamente va dato atto a tutto lo staff che abbiamo messo in piedi, che è stato messo in piedi, di aver lavorato molto bene, di aver lavorato in autonomia, e questo lo sottolineo, in autonomia, nel senso che non ci sono state interferenze e per cui i risultati si sono visti 2 anni di seguito. Adesso si tratta di continuare su questa strada e sperare che i ragazzini che oggi si sono divertiti qua un domani possano essere degni eredi di questi ragazzi che così ben si sono comportati quest'anno in quel di Bergamo e quindi a San Siro, dove indubbiamente hanno avuto una grande soddisfazione di poter partecipare a una finale, vincerla, insomma, dentro quello che si dice sia la scala del calcio, ma insomma una volta è un po' scaduto anche come impianto, è vecchiotto. A proposito di scala del calcio, Palmanova potrebbe diventare la Coverciano del Friuli Venezia Giulia? Questo almeno è un progetto di Hermes Canzano. C'è questa possibilità, non so quanto sia vicina, comunque ne abbiamo parlato nell'ultimo consiglio, c'è una prassi burocratica che va seguita chiaramente. Comunque l'intenzione è questa, ecco, Palmanova che diventi il centro tecnico del Friuli Venezia Giulia. Noi una rappresentante della Banca di Credito Cooperativo, Banca di Manzano, sponsor insomma, che aiuta affinché questo torneo si svolga dall'inizio alla fine. Insomma, essere nel territorio vuol dire proprio aiutare coloro che poi il territorio lo promuovono. Certo, buonasera a tutti, sono contenta nuovamente di essere qui, ormai sono 3 anni che così partecipo a questo torneo, e proprio per portare lo spirito e sottolineare lo spirito della Banca di Credito Cooperativo a sostegno di tutte le associazioni locali, sia esse sportive che culturali. E naturalmente questo spirito cooperativo che noi cerchiamo di trasmettere proprio a sostegno delle aziende e delle associazioni. Il
tempo quest'anno, tornando diciamo al torneo, il tempo quest'anno ci ha aiutato, penso che i ragazzi si siano molto divertiti, hanno potuto godere di queste splendide giornate in commemorazione, come ho detto, di questo ragazzo che non dobbiamo dimenticare. Questi tornei servono proprio a questo, no? Quello di riportare in un certo senso le famiglie al gioco del calcio inteso come sport, come momento ludico, ma fino a un certo punto. È proprio questo che le famiglie devono capire, imparare, e perché deve esserci un sostegno costante proprio per le organizzazioni, perché altrimenti da sole non riuscirebbero a portare avanti questi progetti. Se l'allegria è un'invenzione, hanno il brevetto nazionale, però la cosa più importante è sempre il gioco del pallone.